Va ora in onda Potere al Popolo. E rieccolo qui, Semivarini in diretta dagli studi di via Bellerio 41 a Milano. Il fortino della Lega si fa sentire e, come di consueto in questa seconda parte della nostra controinformazione, qualche ospite, tra poco il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, poi Chiara Soldani, la commentatrice del venerdì che riassume la sua settimana, la settimana vista da lei. Più avanti avremo un cantautore, Alessandro Villa, cantautore con una piccola disabilità, ma che ha scoperto l'intelligenza artificiale. Sapete, io sono un po' contrario all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in certi campi. In quello musicale vado molto cauto, ma in alcuni casi, secondo me, è utile proprio a chi purtroppo per qualche disabilità, per qualche problema fisico, non riesce ad esprimersi al meglio. Lo ascolteremo alle 11:30, un pezzo scritto da Alessandro Villa, interpretato dall'intelligenza artificiale, molto molto interessante. Subito però il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Piccola finestra che in ogni trasmissione si collega con il Parlamento italiano per sapere cosa bolle in pentola dall'Aula o a volte dalle commissioni. Abbiamo con noi il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa. Buongiorno. Buongiorno a te, grazie per l'invito e un saluto a chi ci segue da casa. Lo sai, se ti invitiamo perché vogliamo sapere qualche cosa di più, e in questo caso di un argomento completamente sparito dai quotidiani, il dossieraggio sulla Lega e non soltanto sulla Lega. In attesa del voto finale della relazione, Gianluca, cosa ci puoi dire su questa vicenda? A che punto siamo? Ci siamo, nel senso che martedì abbiamo fatto l'ufficio di presidenza della commissione antimafia. Tecnicamente, se c'è unanimità nell'ufficio di presidenza, si può, licenziare una relazione già in ufficio di presidenza, altrimenti se non c'è unanimità deve andare in plenaria, cioè nella commissione antimafia con tutti i componenti, e si vota. Neanche a dirlo, il PD e 5 Stelle hanno detto che non erano d'accordo con la nostra relazione, guarda un po', e quindi settimana prossima credo che voteremo la relazione finale, che comunque è passata in ufficio presidenza, e vengono fuori delle grandi responsabilità. Vengono fuori delle grandi responsabilità dell'ex procuratore De Rao, attuale deputato dei 5 Stelle. Ahimè, vengono anche delle responsabilità di alcune persone della Guardia di Finanza ai massimi vertici, che avevano un controllo, che avrebbero dovuto controllare su quello che faceva il tenente Striano, che era quello che ha scaricato abusivamente, ricordiamolo a chi ci segue da casa, a chi ha scaricato abusivamente nel palazzo della Procura Nazionale Antimafia 230.000 file. E quindi è chiaro che lui è stato indagato il magistrato che era anche lui in Procura Nazionale Antimafia Laudati, sono stati indagati 3 giornalisti del Domani, perché in qualche maniera, invertendo l'ordine naturale tra investigatori e giornalisti, che è quello che l'investigatore passa notizia al giornalista, in questo caso erano i giornalisti che per uso politico chiedevano di scaricare abusivamente a degli investigatori in Procura Nazionale Antimafia dei file. Guarda caso, chi era il soggetto più dossierato illecitamente? La Lega. Che cosa è uscito? Zero. Quindi diciamo che questo martedì, settimana prossima, oggi si dovrebbe stabilire l'orario nel quale andiamo a votare questa relazione. E ricordiamo, ci sono andati di mezzo parecchi personaggi, parecchi politici della Lega, ma anche parecchi non politici, persone che hanno collaborato direttamente o indirettamente con la Lega. Cioè, molti hanno dovuto smettere di lavorare e sono stati infangati completamente su proprie abitudini sessuali, eccetera. Cose finite su tutte le prime pagine dei quotidiani non per un giorno, ma per mesi o per anni. E aggiungo che non è emerso niente. Il punto qual è? È stato attaccato da un palazzo istituzionale, la Procura Nazionale Antimafia,
quello che era il primo partito all'epoca in Italia, perché la Esatto. Lega all'epoca era al 34%. Quindi io quello che dico sempre, l'attacco non è stato fatto alla Lega, ma è stato fatto all'Italia, alla democrazia, perché se parti dello Stato scaricano abusivamente per dossierare, per spiare, quando non avrebbero potuto farlo il primo partito d'Italia e poi anche altri ministri di centrodestra, eccetera, cioè nasce un governo democraticamente eletto e parti dello Stato si mettono a dossierare di nascosto, a scaricare abusivamente. Ma a chi rispondono? Il popolo italiano aveva scelto. Il popolo italiano aveva scelto di votare Salvini dandogli il 34%. Aveva scelto successivamente, ottobre 2022, di dare la fiducia al governo di centrodestra. Perché i parti dello Stato si mettono di nascosto, in modo abusivo, in un palazzo istituzionale a scaricare tutto? E con questa domanda... Guarda che Questo è il dossieraggio. fa impressione davvero e soprattutto dici, ma ormai non c'è più da fidarsi di ciò che ci gira intorno, di cui dovremmo effettivamente fidarci. No, mai perdere la speranza, No, mai perdere la assolutamente, fiducia. anzi, se mi posso permettere, c'è Sì. il 99% di tutte le categorie, dei politici, dei magistrati, della Guardia di Finanza, dei carabinieri, sono eroi. Poi c'è quell'1% che in qualsiasi categoria, non si può fare tutta l'erba un fascio, Certo. mai in nessuna categoria. Però è chiaro che qui c'è stato un insieme di persone che rappresentavano vari poteri che hanno provato così a fare qualche cosa che non si deve fare con il primo partito d'Italia e con un governo democraticamente eletto. Grazie Gianluca Cantalamessa. Grazie a te, un A saluto a tutti, prestissimo. grazie. Ciao. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età. Infiltrato portatore di emozione, seduttore che promette eternità e che inietta nelle vene giovinezza e brividi nell'anima. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento, questi fiori e noi con loro. Dentro il ventre della metropolitana, Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà. Ed ascolta la medesima canzone che sua madre per 20 anni sul sofà ha sentito, ed è la vera trasgressione, com'era bella e giovane. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento,
questi fiori e noi con loro torneranno cieli immensi, dentro appartamenti vuoti e colline e prati verdi. Nei quartieri devastati non si ferma il cambiamento. Altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro. Non si ferma il cambiamento, altre musiche verranno, spazzeranno come il vento, questi fiori e noi con loro. Ragazzi miei, che gioiello di canzone! Si intitola Anni Zero. Lui non è l'ultimo arrivato, è Mauro Ermanno Giovanardi, il fondatore della Cruz, poi si è messo in proprio, tutto da un LP che vede tra gli autori Caballà, Colapesce e bella gente. Lui ha militato nella Cruz dal 1993 e poi è diventato solista nel 2007. Da seguire e soprattutto da ascoltare questo pezzo che ti rilassa in maniera pazzesca. Anni Zero, Mauro Ermanno Giovanardi, un gioiello musicale che ci porta a un gioiello invece in tutti i sensi, soprattutto nel senso della controinformazione, perché quando mostriamo questo gioiello puntualmente i grassi social ci bloccano perché sono invidiosi, chiaramente. Sto parlando il venerdì a quest'ora, o meglio, sta parlando lei. Chiara Soldani, buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno a te a tutti e grazie per queste bellissime parole, grazie di cuore Sammy. Veramente. Ma anch'io non mi capacito di queste parole. C'è un motivo, perché insomma la Chiara Soldani è seguitissima sui social nonostante si nasconda dietro un altro nome che magari si è fatti bravi, diciamo, alla fine del collegamento, e ogni settimana qui riassume un attimino quelle che sono le argomentazioni che l'hanno più colpita negli ultimi giorni. Vediamo un po' da dove spaziamo. Leggo foibe tra memoria e sfregio. I file di Epstein, come volete voi, chi non c'è dentro, cavolo, tutti quanti li stiamo nominando in questi giorni. Prima se la sono presi con Salvini, che è stato nominato, ma non conosceva neanche sta gente, adesso con la povera Rula Gebral, ma c'è qualcos'altro dentro in questi milioni di file che tra poco vi snocciolerà la Chiara Soldani. E poi Zichichi, il grandissimo che ci ha lasciato, e scopriremo che cosa pensava questo grande scienziato di Greta Thunberg. Ma vediamo da dove parte. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, sì, vorrei ricordare oggi che è la giornata mondiale della radio. Prima di tutto fare gli auguri a te Sammy, che sei super speaker da sempre, e ovviamente insomma, a tutti i nostri colleghi. Grazie. Nessuno escluso, assolutamente. E proprio in questa giornata, diciamo, vogliamo anche ricordare il fatto che siamo stati in assoluto la primissima radio a occuparci di foibe. Diciamo che poi fortunatamente negli ultimi anni qualcosa è leggermente cambiato, ma ricordiamo appunto quanto sia stato tu anche direttamente coinvolto, insomma, dalla storia tua personale e familiare, a voler assolutamente trattare questo argomento così spinoso, così delicato, questa pagina di storia che per troppi anni è stata strappata e che purtroppo, come vedremo, nonostante i giganti passi avanti che si sono fatti anche grazie al governo, comunque continua ad essere sempre una data molto sensibile, e soprattutto sensibile anche rispetto alla disumanità di tanti che continuano a sfregiare e ridere il ricordo dei martiri delle foibe. È vero, ti ringrazio. Sintesi,
È vero, Sammy, è assolutamente la verità. Insomma, ti ricordi anche Stefano Borsato tantissime volte è intervenuto con la sua bellissima musica, con i ricordi a Norma Cossetto. Insomma, questo va detto perché ci vuole anche insomma, un certo coraggio nel trattare argomenti che puntualmente vengono o dimenticati oppure offuscati. Sappiamo benissimo da tutti gli interessi che ci sono dietro e anche dal poco coraggio, insomma, dall'essere così vigliacchi di tanti che continuano però, come dicevo, anche in occasione del 10 febbraio, del giorno del ricordo, a sporcare e macchiare il ricordo appunto di chi purtroppo non c'è più, e anche il dolore dei familiari che continuano chiaramente a rivivere questo dramma eterno. E cosa è successo? Beh, andiamo a Cagliari e gli antifascisti hanno deciso di boicottare ovviamente i manifesti che andavano a commemorare e a ricordare la data del 10 febbraio, ma non solo, hanno fatto anche di peggio, il che ce ne vuole, ma ci sono assolutamente riusciti. Tale azioni antifascista De Casteddu, quindi appunto di Cagliari, ha deciso di coprire, diciamo così, la città, di riempirla di manifesti veramente ignobili, manifesti che ricordano la resistenza titina, insomma, inneggiano a Tito, insomma, il dittatore. Ricordiamo benissimo la resistenza jugoslava, quindi con tanto di simbolo di falce e martello. E cosa fanno? 10 febbraio, giorno della resistenza partigiana. E quindi vanno, come sempre, con questo negazionismo e revisionismo storico a invertire i ruoli. E questa è stata ovviamente un'azione simbolica, terribile, che noi chiaramente denunciamo, che hanno denunciato anche gli esponenti di Fratelli d'Italia a Cagliari e che insomma non può assolutamente lasciarci indifferente, che tra l'altro ha anche denunciato come sempre puntuale Emanuele Pioni, che è il coordinatore per le Marche e dell'associazione che si occupa appunto della commemorazione di tutti i martiri delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Altro episodio gravissimo, questa volta ci spostiamo proprio nei luoghi purtroppo delle foibe, quindi nella zona più sensibile tra Basovizza e Gropada. È stata eliminata, rimossa una targa che era presente dal 2021 e che andava a ricordare 21 nomi dei martiri delle foibe esattamente all'abisso di Plutone, quindi nella foiba dove appunto sono stati ritrovati questi 21 martiri e appunto questa targa è stata rimossa, è sparita. Altro gesto veramente vile, incommentabile, che per noi è qualcosa da denunciare. Ovviamente sono atti simbolici, gesti che parlano più delle parole, che ci dicono molto, moltissimo e che non possono lasciarci indifferenti, soprattutto non solo per onorare la memoria di chi non c'è più, ma anche, come dicevo prima, Sammy, dei familiari che continuano a soffrire, perché continuano purtroppo i martiri delle foibe, tutti coloro che sono sopravvissuti a questa tragedia, a questa pagina di storia veramente vergognosa, continuano ai noi ad essere trattati un po' come dei morti di serie B, diciamo così. Quindi c'è sempre un po' questa tendenza a mettere lì nell'angolino tutto ciò che riguarda le foibe e l'esodo appunto che ha coinvolto Istria, Dalmazia e Venezia Giulia. Questo un po' è successo, ma vogliamo anche ricordare la medaglia buona, la faccia bella, sana di coloro che hanno marciato, che hanno voluto ricordare anche simbolicamente con una rosa tutti coloro che appunto ci hanno lasciato e che in nome dell'amore dell'Italia e della propria patria hanno sacrificato letteralmente la vita a causa appunto della persecuzione e dell'epurazione portata avanti dal dittatore Tito. Uno sfregio imperdonabile, ma noi vogliamo appunto ricordare la parte bella di chi ricorda appunto e insomma ricordare, lo sappiamo benissimo, significa ripercorrere e riattivare in un certo senso ciò che è di pertinenza del cuore. E questo è quello che noi cerchiamo ogni anno di fare e non soltanto il 10 febbraio. Per quanto riguarda invece le notizie, diciamo così, internazionali, cosa emerge? Allora, noi trattiamo sempre, lo sa benissimo Sammy, anche a costo di essere censurati, il tema Covid, vaccini e quant'altro. E succede che da questi file di Epstein, da quali è emerso praticamente di tutto, di più, una sorta di minestrone di notizie e non soltanto, e anche di nomi, esce fuori una corrispondenza email decisamente sospetta, datata 2015-2017, quindi stiamo parlando di ben 2 anni di corrispondenza email tra Epstein e Bill Gates.
quindi diciamo dei magnati, insomma dei personaggi sicuramente di grandissimo peso e, tra virgolette, per così dire, spessore a livello internazionale. In questi file si parla di una strana simulazione di una pandemia globale, e questo chiaramente con un largo anticipo rispetto al Covid che poi è esploso nel 2020. Stiamo parlando insomma di circa 7 anni di differenza. Benissimo, in queste email si parla di Pandemic Strange Simulation, quindi appunto una simulazione globale che non soltanto andava a coinvolgere l'OMS ma anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con tanto di discorsi chiaramente collegati a vaccini, quindi una vera e propria strategia che ci fa pensare effettivamente che il tanto vituperato complottismo in realtà può sembrare e può apparire, rivelarsi sempre più realistico, insomma alla luce di quanto emerge. Tutte queste mail sono state scoperte proprio da poco, nel gennaio 2026, quindi qualche settimana fa, e decisamente insomma ci si chiede quale sia stato un po' il ruolo di questi potenti del mondo, come potevano effettivamente anticipare e pensare ad una pandemia globale. Insomma, l'idea e l'immagine che hanno voluto restituirci del virus che è scappato dal laboratorio o dal mercato cinese, insomma, continua ad essere, e anzi si rivela sempre più, qualcosa di grottesco e anche poco credibile. E quando parliamo insomma anche degli interessi per quanto riguarda le mega case farmaceutiche sul fronte vaccini e quant'altro, mettendo insieme tutti i pezzettini del puzzle effettivamente ci rendiamo conto sempre di quanto il tutto sia estremamente strano, e quindi pensare a qualcosa che sia semplicemente successo insomma ci sembra veramente molto molto poco realistico. E vogliamo ricordare uno dei grandissimi italiani, uno scienziato illuminato sia professionalmente parlando nel suo ruolo appunto di scienziato, come dicevo poc'anzi, ma un uomo illuminato, Antonino Zichichi, che ci ha lasciato qualche giorno fa all'età di 96 anni, uomo straordinario che tra l'altro ha anche un po' rivoluzionato l'interpretazione religiosa all'interno della scienza, perché lui si è sempre speso contro questo ateismo che caratterizza appunto l'essere scienziato, e lui ha sempre sostenuto che la presenza di Dio in generale nella vita, nella creazione, non sia mai stata negata dalla scienza. Quindi anche in questo è stato estremamente coraggioso e controcorrente, e lo è stato anche in virtù di questo bellissimo articolo datato 2019, esattamente 30 settembre, del giornale, nel quale si scaglia contro Greta Thunberg o Thunberg, che dir si voglia, insomma la Greta che conosciamo benissimo, colei che ha ispirato Ultima Generazione e non soltanto. Il professore si è scagliato contro il catastrofismo, dicendo che la ragazzina dovesse necessariamente tornare a studiare, perché un conto è l'inquinamento, un altro è il cambiamento climatico. Ce ne riparla, e quindi ha ripreso questo bellissimo articolo un bravissimo giornalista che è Salvatore Di Bartolo, per nicolaporro.it, che ha appunto ricordato insomma questo gigante della scienza che ha avuto insomma il coraggio di far sentire la sua voce controcorrente, non soltanto, come dicevo, sul fronte spirituale e religioso, ma anche su quello scientifico, insomma andando chiaramente a sbeffeggiare Greta e tutti i suoi seguaci che sostanzialmente fanno propaganda senza avere ovviamente le basi, le conoscenze necessarie per poter parlare di scienza, di clima, inquinamento e appunto cambiamento climatico. E poi l'ultima notizia, anche questa purtroppo molto fresca e ovviamente preoccupante: l'accoltellamento a Londra a scuola, il grido di Allah Akbar, un ragazzino di 13 anni colpisce e ha reso in fin di vita, insomma poi sapremo, sperando che questi piccoli ragazzi possano salvarsi, un 12enne e un 13enne. Ha seminato il panico, pare appunto che fosse già colpevole, si fosse già macchiato di ben 3 accoltellamenti. Interviene ovviamente Scotland Yard parlando di una matrice ideologica, come è chiaro che fosse, insomma, al grido appunto dei terroristi. Questo è accaduto nel nord-est di Londra, in una scuola che è stata presa veramente in ostaggio da questo ragazzino giovanissimo, ripeto, stiamo parlando di un 13enne. Ovviamente l'ipotesi, quella più plausibile, è di terrorismo.
speriamo, come dicevo, che questi ragazzi possano salvarsi. Insomma, intanto ha traumatizzato tantissimi, infatti le testimonianze dei genitori dei bambini che hanno assistito a queste scene, dei ragazzini che erano appunto presenti, sono raccapriccianti. Insomma, abbiamo fatto un po' un mix tra cronaca nazionale e internazionale, Sammy, e speriamo di non essere stati troppo censurati anche quest'oggi. Ah, state tranquilli, di sicuro da qualche parte siamo spariti. Chiara Soldani, se la volete leggere andate anche sul sito dove scrive spesso e volentieri, leggifuoco.it, oppure in versione cartacea si chiama Fuoco, ma la trovate anche spesso e volentieri su qualche social, ad esempio su Instagram, ma per cercarla dovete scrivere che cosa esattamente, Chiara? Svelacelo. Chiara con la K, SOUL, ovviamente tutto attaccato, ma basta spulciare un po' tra i vari tag che io continuamente faccio al buon Sammy a Radio Libertà e mi troverete molto molto facilmente, dai. Sì, dice sempre così, poi ce li fa a sorpresa 10 minuti prima, e tra poco sono su Radio Libertà e poi la cerchi e non c'è già più uno. Ah, ma è il Mannaggia. bello, è il bello della Chiara Soldani. Grazie Chiara, come sempre, alla prossima. Grazie a te Sammy, un grande abbraccio e un saluto a tutti voi, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quello schermo riflesso cerco solo me stesso, stanze vuote piene tra i passanti come corridoi, porte sbattute in faccia fanno un male che non sai mentre sfoghi il tuo erotismo. Cerco quella parte sana di me stesso nel tuo esibizionismo. Chissà se sai quanto male fa cancellare con la tua estetica la mia identità. Mentre ti mostri nudo, allo stomaco un pugno ed in gola un nodo. Vorrei dirti che qui dentro di me, nella mia anima sai cosa c'è? Soltanto un grande vuoto e una tempesta di lacrime. Sulla tua pelle i graffi e i lividi che mi mettono i brividi, perché sono i segni di qualcosa che per me non sarà mai possibile. Vivere
Lo sai, ti confesso, mi sento depresso. Mentre sfoghi il tuo erotismo, chissà cosa penserai. Mentre leggi i miei messaggi, mentre il corpo ti massaggia al suono dei token che ricevi a pioggia ormai. Quando giochi a pallone non sei più quel go-go boy. Quando l'anima ti vibra, quando non indossi il toy. Chissà cosa pensi, chissà se come ti senti quando col pallone sbagli un gol. Di errori forse io ne ho fatti tanti, sai, ma tra questi spero uno non sia stato quello di conoscerti. E forse non capirai cosa significa per cancellare me, vivere fingendo di essere te. Vorrei dirti che qui dentro di me, nella mia anima, sai cosa c'è? Soltanto un grande vuoto e una tempesta di lacrime. Sulla tua pelle i graffi e i lividi che mi mettono i brividi, perché sono i segni di qualcosa che per me non sarà mai possibile. Vivere. Un cantautore, forse di più, un comunicatore che mette anche in musica la sua disabilità e le sue sofferenze fisiche e psicologiche, che poi, pensandoci bene, molto spesso sono anche le nostre. Un pezzo cantato dall'intelligenza artificiale, lo voglio ricordare, ma scritto da Alessandro Villa. Si intitola Nelle stanze dell'anima e da qualche giorno è comparso su YouTube. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà. Ecco, lo dico subito, guarda, controlla bene che non hai acceso qualche viva voce, eccetera, perché la voce si sente un po' male, non vorrei che magari... Aspetti un attimo, aspetta un secondo. Grazie. Spesso e volentieri viva voce o le cuffiette sono delle belle invenzioni, però quando si è in diretta radio, se non sei più che vicino al microfono, si rischia di non capire che cosa si dice. Alessandro Villa arriva dalla Brianza, lo state conoscendo in questi anni perché ogni sua produzione viene trasmessa praticamente su questa radio. Si serve di bravissimi artisti che trasmettono, che traducono musicalmente i suoi pensieri. Questa volta Alessandro Villa si è servito dell'intelligenza artificiale e, ripeto, ho fatto quasi uno strappo alla regola perché mi stanno arrivando, credetemi ascoltatori, decine di pezzi ogni giorno scritti con l'intelligenza artificiale. Si fa ormai fatica a discernere, a capire chi canta. In futuro sarà anche peggio, mi dicono che tutta la musica sarà fatta con l'intelligenza artificiale, il più bravo sarà quello che la saprà usare meglio e solo una piccola parte dei cantautori vecchia maniera canterà con la propria voce. Alessandro, questo è veramente un forte grido sociale, una canzone vibrante in tutti i sensi. Tu hai scritto sui social nel ricordo di Charlie Kirk, ma tutto è cominciato in una chat room. E qui ci devi spiegare, perché molti dei nostri ascoltatori non conoscono questo mondo, a volte non si usa neanche internet perché sia meglio da fare, ma è un mondo veramente sempre più grande e anche pericoloso, quello dei chat room, dove però si incontrano persone stranissime. Spiegami, Alessandro, l'idea che hai avuto in questo pezzo. Sì, ecco, esatto. Diciamo che dobbiamo partire dal fatto che si parte dalla disabilità, ecco, insomma, perché non ci si nasconde dietro un dito. Chi ha ascoltato il pezzo sicuramente avrà notato il parallelismo, e praticamente non so neanche io come ci sono finito in questo mondo, e praticamente dopo più che altro ero intenzionato a capire che cosa coltiva la psiche delle persone che frequentavano queste chat. Mi ero interessato a leggere le fantasie che
che scrivono queste persone, perché io sono molto attratto dalla psicologia, e poi invece ci sono caduto dentro in questo parallelismo che, come potete vedere dalla copertina, credo proprio che un ragazzo del genere con me non abbia niente a che vedere, perché è fatto bene e io ho un sacco di problemi fisici, e mi è venuta questa idea qua di giocare un pochino anche con le parole chiave di quel mondo per raccontare la disabilità, mettendola in contrapposto alle persone che vengono pagate per essere dei giocattoli. Ecco, diventi dei giocattoli, diventi un giocattolo in queste chat room, ti trasformi e ti chiedono di fare cose, e si tratta, l'avete capito, seriamente, se può essere sesso, ma non soltanto, e comunque è una spersonalizzazione completa che serve. A cosa serve? Serve a uscire dal nostro corpo, a uscire da una realtà che magari si rifiuta, a diventare qualcosa d'altro. A cosa serve tutto ciò? Sicuramente serve a far finta di non vedere la mia disabilità in modo totale brutale, se vogliamo proprio essere sinceri. Certo. E la gente che cosa ricerca qua? Delle curiosità morbose, delle cose che non si dicono normalmente. Oddio, ormai oggigiorno veramente anche nei programmi quasi televisivi se ne dice veramente di tutti, o su YouTube trovi cose che fino a qualche anno fa dicevi ma no, ma possibile che parlino anche di questa cosa? Ma in queste chat room è ancora più libera la cosa, e tira dentro la cosa più che mi fa paura, sai qual è, Alessandro? È che tira dentro probabilmente anche molti giovani, tira dentro molta gente curiosa di nuove emozioni, per cui è un gorgo dove può entrare di tutto, ti chiedo. Sì, ma sai cosa? Che io comunque quando ho scritto il testo, tra l'altro io sono sempre il solito, perché se mi metto lì a tavolino faccio fatica a scrivere questa canzone, ti dico che l'ho scritta mentre stavo parlando di persona con un incaricato dell'ufficio di collocamento, se proprio avevo gli occhi che guardavano lei e le dita che intanto scrivevano, perché ero lì, stavo talmente male di una situazione mia personale che in questo periodo si sta facendo sentire molto di più la depressione, che praticamente mi è venuto fuori di getto questo testo qua, dove praticamente ho raccontato me stesso problemi, e ascoltandolo io lo sento tanto, ma tanto di questo, di vero ci possa essere dietro questa cosa, perché per qualcuno può sembrare essere consumo di mera pornografia, o pensare che magari io abbia dei gusti sessuali differenti. Invece no, lo dice proprio anche il testo, quando dice che sa, mentre io sto male tu sfoggi il tuo erotismo, e io faccio fatica a dire che vorrei essere te per cancellare me. Cioè, lì lo dico senza mezzi termini, della fatica che faccio, una lotta per resistere, e che ci tengo comunque a portare avanti. Una lotta per resistere a una realtà che troppo spesso non è quella che si vorrebbe, una lotta anche per cambiare questa realtà, o per far capire e per capire noi stessi che magari questa realtà non è poi così terribile, come dico io sempre. C'è di peggio, questo è vero, ma si può dare moltissimo, qualunque sia la disabilità che si ha, e io me ne accorgo ogni giorno quando faccio interviste ad artisti che hanno le situazioni più particolari, a volte terribili, ma c'è una voglia di vivere, di trasmettere, e questa volta è una voglia che si accresce grazie all'intelligenza artificiale che Alessandro Villa ha utilizzato per
far cantare a questo essere che non esiste nelle stanze dell'anima, così si chiama questo pezzo che trovate facilmente ad esempio su YouTube e che Alessandro Villa ha fatto cantare in questi giorni ispirandosi a delle sue sensazioni date dalla depressione, hai detto tu, però ti ripeto Alessandro, sensazioni che abbiamo un po' in tantissimi nella vita quotidiana, rapporti con i compagni di classe, con gli amici del lavoro che ti portano a dei momenti di pessimismo pauroso o di liberazione quando si ritorna a casa, non sempre, poi dipende che cosa trovi anche a casa. Quindi ho voluto trasmettere questo pezzo perché un po' la rivelazione anche di uno stato d'animo che molte volte abbiamo anche noi. Un pezzo da riascoltare perché ripeto, è davvero potente, vibrante e ci fa capire un qualcosa che non è soltanto di Alessandro Villa. Nelle stanze dell'anima lo trovate facilmente su YouTube, Alessandro Villa. Ti dicevo all'inizio un ricordo di Charlie Kirk. Perché ti ha colpito così tanto questo personaggio? Prima voglio dire una cosa, mi ricordo di Charlie Kirk, voglio ricollegarmi al fatto che proprio tu hai lanciato un altro progetto fatto con l'intelligenza artificiale, che è la canzone Charlie Uomo Libero, e ricordiamo di ascoltare anche quella. Poi, certo, di Curatella, lo salutiamo, certo. Esatto, poi per quanto riguarda Charlie Kirk, perché proprio io in queste cose cerco di vedere comunque un certo quantitativo di fede spirituale cristiana e un Charlie Kirk mi è rimasto. Poi comunque io tramite il deep web sono riuscito a vedere da vicino l'ultimo suo istante, e quando vedi quella cosa che non si può dire, ma abbiamo capito tutti, credo che rimanga abbastanza impressa. Immagino davvero. Alessandro Villa, come di consueto ti ringrazio per le tue doti di comunicatore e come si dice qua in Bellerio, mai mulà, mai arrendersi. Alla prossima! A te, grazie mille, buona giornata a tutti, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sono belli esempi di resilienza. Oggi abbiamo parlato più spesso con questo termine. Alle 9 abbiamo mandato in onda Only the Brave, il Mario Ermini Burghiner che ha cantato questo pezzo da Macugnaga in Mesa in Mont per applaudire le nostre campionesse olimpiche, e poi questo pezzo Nelle stanze dell'anima di Alessandro Villa. Parliamo di cose buone, è tutto un magna magna, è già andato in onda, però mi è arrivato questo dispaccio che riguarda i leghisti, quelli veri, quelli che frequentano magari anche qui via Bellerio. Beh, se frequentate via Bellerio, chiaramente il Vortino della Lega a Milano, sappiate che sono arrivate le colombe pasquali. Io non lo so adesso quante ce ne sono, però siccome me le chiedete molto spesso in questi anni e lo sapete, la produzione è veramente minima, sono arrivate le colombe da 1 chilo personalizzate appositamente per la Lega. Le ho provate più volte, sono una cosa eccelsa. Non rischiate di arrivare troppo tardi. Se volete prenotare il vostro dolce della tradizione, posso dire anche padana, al costo di 10 euro, chiamate questo numero. Adesso mi fucileranno perché lo sto dando in diretta, perché ripeto ce ne sono poche, però mi sentivo col cuore in mano, visto che ci sono persone di tutte le età, vecchi leghisti, celoduristi, ma anche giovani, che sanno che c'è un imprinting importante nella Lega che riguarda le tradizioni. 351 40 87 119 351 40 87 119. La segreteria della Lega Salvini Premier di Milano annuncia che sono arrivate
le colombe tradizionali. E non aggiungo altro, perché se volete fare un regalo al vicino di casa comunista, questa è una sorpresa che sicuramente da voi se l'aspetta. Festa della Lega a Palazzago, signori, sono tutti pronti, si apre questa sera, venerdì 13 febbraio, arrivano tra gli ospiti l'onorevole Alessandra Locatelli. La festa fa venerdì, sabato e domenica 13, 14 e 15 e poi ancora la prossima 20, 21 e 22 febbraio. Questa sera ospitoni, vi dicevo, Ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, Massimiliano Fedriga dal Friuli Venezia Giulia questa sera venerdì 13 febbraio, Massimiliano Romeo dalla Lega Lombarda, direi che è il caso, Palazzago, provincia di Bergamo, questa sera, domani, domenica e poi ancora venerdì prossimo, sabato prossimo, domenica prossima. Molti di voi mi chiedevano gazebo della Lega per parlare di referendum. Certo, ce ne sono anche in questo weekend in tutta Italia, ma soprattutto anche per firmare per la tutela legale della polizia. Io sto col poliziotto, si chiama così questa raccolta di firme che si può fare anche online sul sito legaonline.it. Vogliamo la tutela legale per le forze dell'ordine nel decreto sicurezza. Firma anche tu nei gazebo della Lega in giro per l'Italia. Ad esempio, sto guardando perché c'è sia... Dov'è che è? Oggi è venerdì 13, ok, via Canaletto, si può firmare questa mattina, Piazzale Fusina, Milano. Domani, 14 febbraio, via Rondine, via Inganni, Buenos Aires, in corso Buenos Aires, via San Gregorio, via Rondine, via Inganni dalle 10 alle 13, Buenos Aires, San Gregorio dalle 15 alle 18. Bella occasione anche chiaramente per parlare del futuro della Lega qui a Milano, di un possibile candidato sindaco, cioè quando vedete un gazebo della Lega vuol dire comunicazione politica, vuol dire parlare della vostra terra, ok? Avvicinatevi, che siate di destra o di sinistra, per mettergli sul tavolino le vostre idee. Non siamo lì per infarcirvi con le nostre idee, siamo lì per ascoltare voi. Ed è una cosa che purtroppo fa più nessuno, non lo fa più nessuno. 24 febbraio, data non vicina ma già da segnare in calendario, alle 20 presso la sala multifunzionale di Grassobbio in via Zanica 2, siamo in provincia di Bergamo, si presenterà il candidato alla presidenza della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli. 24 febbraio, ore 20, Grassobbio, via Zanica numero 2, si presenta il candidato alla presidenza della provincia di Bergamo. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, vi ricordo, li trovate sul sito legaonline.it, soprattutto quelli televisivi, e ci sono per fortuna tante bellissime segnalazioni, e quando le sapete in anticipo vuoi mettere, le potete dire anche a parenti e amici e ci si ritrova tutti quanti per vedere che cosa succede nel mondo politico e che cosa si riesce a trasmettere. A proposito di disabilità, Alessandra Locatelli, venerdì 20 febbraio, sarà a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Sala Tramogge, Centro Convegni, via Molino numero 2, Lombardia, Grande Terra Mia. Incontro pubblico aperto alla cittadinanza su disabilità e inclusione. Istituzioni, associazione, terzo settore, confronto sui temi della disabilità e dell'inclusione, presente il ministro Alessandra Locatelli. Busto Arsizio, 20 febbraio, ore 20:45, Sala Tramogge, Centro Convegni, via Molino numero 2. Si parla invece di agricoltura proprio quest'oggi. Europa-Mercosur, agricoltura mediterranea, sfida o resa. L'Europa mediterranea di fronte ai nuovi accordi commerciali. L'appuntamento per chi ci segue da Palermo è proprio in queste ore al Cinema Planet La Torre, via Assoro 25, Palermo.
con appuntamenti appunto che riguardano la nostra vita di tutti i giorni, che cosa ci troveremo nel piatto tra qualche anno, roba da far paura. C'è Nino Germanà, segretario regionale della Lega Sicilia, l'onorevole Stancanelli, eurodeputato della Lega, e tanti rappresentanti locali che parlano chiaramente della regione più bella, che produce le cose più buone, la Sicilia, e che è a forte rischio soprattutto nel campo dell'agricoltura. Non me ne vado, non prima di avervi letto i vostri messaggi, ragazzi. Fate il gazebo per il sì, non tutti sentono la radio. Bravo questo ascoltatore, lo sapete, si vota il 22-23 marzo per il referendum sulla giustizia, c'è tempo e nelle prossime settimane praticamente si sarà sempre in piazza. Mattarella porta fortuna, Guarda, fa ridere, ma sui giornali di sinistra, ragazzi, lo stanno santificando come un santerello. Io farei portachiavi, appunto, con la faccia di Mattarella. Dove va lui si vince, o se preferite lui va dove si vince. Che vomito ascoltarlo, sicuramente parlava di me, assolutamente. Siamo sopravvissuti a Toninelli ministro, siamo indistruttibili, scrive Walter, che c'è anche un audio, sentiamolo. Ciao Sammy, sono Walter, detto che stamattina siamo mosci. Allora, dopo la notizia del bonus elettrico ma cazzo, tutti i soldi che vanno agli extracomunitari, gente che non paga un euro di tasse, che ha i figli mantenuti a scuola, che ha i figli, le mogli, le cognate, le sorelle, tutta la loro bella dinastia che sfrutta il nostro welfare, la nostra sanità. E che coglioni con sti bonus, basta con sti bonus, abbassate le tasse al ceto medio, che è quello che mantiene viva una società, studiate storia. Che manica di ignoranti che abbiamo al governo a questo punto. Ci avete rotto i coglioni con i bonus. Non sono tanto boscio, vero? Bene, bene, bene. No, i complimenti fanno sempre piacere. Signori deputati rappresentanti del governo italiano, questo conflitto deve terminare al più presto per svariati motivi, ma soprattutto per riprendere i contatti economici con la Russia. Oh, Vannacci, è il generale che ci scrive, e cioè gas a prezzi convenienti ed export del Made in Italy e turismo. Non è il generale, però giustamente sono concetti che la Lega ne parla da tempo, capito? Cioè, è quello che fa ridere, che qualcuno è uscito dalla Lega per dire le stesse cose che dice la Lega. La differenza è che se esci dal governo, già si può fare poco se sei al governo. Se esci fai zero, fai solo bau 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 bau. Sono d'accordo per il mandato unico per tutta la legislatura e chi cambia idea deve dimettersi. Sì, non riusciamo a cambiarla subito la Costituzione, chissà come mai. Ce l'hanno blindata per bene ai tempi, c'erano i fascisti, Però riusciamo a mettere un regolamento alla Camera e magari anche al Senato. Che ne dite? Chissà chi ci starà a questa cosa. Ennesimo annuncio del bonus, ennesima presa per il culo ai cittadini, rifacciamo l'accordo con la Russia, sempre Vannacci che scrive, soltanto così pagheremo il gas scontato. Inoltre, che fine ha fatto la proposta messa nel programma sul ripristino delle trivelle al nostro territorio? Ciao Sammy, dopo aver mandato a puttane il governo giallo-verde su input esterno, ora si vota tutto pur di restare al governo, sempre per compiacere chi dall'esterno comanda. Ogni modo, le prebende distratte a vario titolo sono ghiottonerie per gli onorevoli sfinteri posteriori. Ora ci tocca vedere che i soldi distratti al Lombardo-Veneto vadano per aiutare i nazi ucraini. Ma qualche onorevole mente illustre che occupa a vario titolo le cadreghe nello stabile occupato nella capitale straniera italica, cioè Roma, si è mai posto la seguente domanda? Ma qualcuno ha chiesto ai cittadini del Donbass e di Lugansk con chi vogliono stare? Caro Luca da Brescia, il secessionista, tra parentesi, te che propri resun. A Roma ci deve essere un candidato di Fratelli d'Italia. Al nord difendiamo i nostri sindaci e Rinaldi non accetti la proposta per sindaco a Roma, è una trappola, ci scrive Maurizio. Dio, a me l'idea che Rinaldi diventa sindaco a Roma mi piacerebbe, chiaro che eccolo qua il carro armato oggi a Milano che sta facendo scoop uno dietro l'altro, ma è lì parcheggiato tutto bene, dai, faccelo vedere, tutto lindo, non ha fatto neanche una guerra. E d'altronde, scusa, ci sono le Olimpiadi, potrebbe accadere di tutto. Sammy continua
continuano a dire Zaia, Fedriga, nuovo segretario. Per me è sbagliato. Loro ormai vanno benissimo per la personalità a dare consiglio ai giovani. Toccalini, Cripa, Sardone e tanti altri. Ci vuole uno con le palle di Bonanno che mandava a cagare la Merkel al Parlamento europeo. Grande Pietro. Ho capito, però insomma qualcuno vice capo della Lega bisogna farlo a questo punto. Ti offri tu? Zaia anche segretario, non vice, scrive qualcun altro. Guardate che la Meloni all'accordo con il Mercosur l'ha votato, la Lega no, ditelo. L'ho detto. E poi la canzone trasmessa alle 11:15 non è male, non i soliti ritornelli e ritmi. Oh, grazie, era proprio quella che vi dicevo di Mauro Ermanno Giovanardi, anni zero, l'ex leader dei La Cruz. Fa piacere che piaccia. Me ne vado? Certo, Gratteri è un rebus. Non è che lo abbiano minacciato, perché non era tempo, fa un magistrato a favore di certe teorie da complottista a sinistra. Sì, Gratteri me lo ricordo un po' gomblotto, mentre ultimamente sta dando i numeri. Ricordiamoci la fine di Falcone e Borsellino, i due magistrati trucidati con le loro scorte, che non si sono mai piegati a quelle delle farneticazioni di Gratteri. Tutti e due volevano la separazione delle carriere. Io ci metto qualche punto interrogativo. No, lo volevano proprio questa cosa. Me ne vado. Sono le 12. Grazie Simone della pazienza, ma è una minaccia. Non ritorno domani perché è sabato. Domenica alle 12:30 il meglio e il peggio del Sammy Varin e poi lunedì alle 7:30. Avete ascoltato